Buongiorno a tutti, per me questo indirizzo di saluto al primo degli eventi del Trittico Vitivinicolo 2024 ha un significato particolare perché io termino il mio secondo mandato alla presidenza dell'Uvive. A luglio ci sarà un'assemblea in cui dovremo decidere non che cosa fare da grandi, perché l'Uvive ha un brillante avvenire dietro le spalle. Mi piace ricordare che iniziò la sua attività negli anni '80, il primo consorzio di consorzi in Italia. Fummo poi seguiti da Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, adesso anche dalla Toscana, in una situazione che comunque fino ai primi anni del nuovo millennio era completamente diversa rispetto all'attuale, perché il mondo vitivinicolo veneto si caratterizzava soprattutto per la completezza e la diversificazione dell'offerta, dai bianchi e rossi eleganti o più equilibrati o più strutturati, agli spumanti metodo Charmat e metodo Champenois, impassiti da meditazione. Adesso lo scenario è completamente cambiato. Adesso viviamo su 2 o 3 macrosistemi che peraltro non sono solo veneti, come il Prosecco, che comprende anche il Friuli Venezia Giulia, o il sistema del Pinot Grigio, che oltre al Friuli Venezia Giulia comprende anche la provincia autonoma di Trento, poi un sistema veronese che ha il suo centro tra Valpolicella e Soave, che sono due denominazioni d'origine controllata che in passato hanno dato l'immagine più forte del vino veneto, e poi tutta una serie di altre DOC che ogni tanto sentono una spinta centrifuga più verso la Lombardia che verso Venezia e il Veneto. E è un sistema che finora ha funzionato benissimo, anche se alcuni elementi di criticità comunque iniziano ad esserci, determinati da ragioni oggettive, e sono i mercati di riferimento che noi abbiamo, Stati Uniti, Inghilterra, Germania, che sono dei mercati a vario titolo a rischio, da situazioni soggettive che sono questa deriva salutistica e ambientalistica con la quale necessariamente ci troviamo a fare i conti, e a situazioni conflittuali interne al sistema. E dicevo, le soluzioni, per quanto riguarda la deriva salutistica e ambientalistica, ci hanno visto, ed è stato uno dei compiti che credo di aver svolto con maggiore diligenza, il rapporto con Regione Veneto, e devo ringraziare l'assessore Canera, il dottor Zanol, e soprattutto con Veneto Agricoltura su ricerca ed innovazione. Io effettivamente ho un debito di riconoscenza enorme nei confronti, come presidente Uvive, ma credo che tutto il sistema vitivinicolo veneto ce l'abbia, nei confronti di Veneto Agricoltura, il dottor Dell'Acqua, la dottoressa Liviero, il dottor Giannini, adesso Fregolent, per la collaborazione che abbiamo instaurato in questi anni e che ci ha permesso di essere al tavolo. Ne citava prima il dottor Fregolent, dei problemi più grossi, dalla flavescenza dorata al lavoro che abbiamo fatto di concerto con Veneto Agricoltura sulla sostenibilità ambientale di tutto il sistema vitivinicolo veneto, al progetto che abbiamo portato avanti assieme sulla fertilità delle gemme, per dare anche un strumento operativo ai consorzi per pianificare le produzioni. Quindi questo lavoro di ritornare ad essere centrali al sistema è stato fondamentalmente raggiunto. Dicevo, siamo in una situazione critica della quale con alcune criticità stiamo facendo i conti, e le soluzioni sono quelle di innanzitutto di saper
fare. Qui non vado a dire nulla di nuovo se ripeto che dobbiamo fare un vino di alta qualità in modo sostenibile, che significa anche nei limiti del possibile modernizzare i vigneti, e ruolo che i consorzi effettivamente stanno interpretando correttamente, una pianificazione attenta dei volumi produttivi che è essenziale per rispondere alle esigenze del mercato, per mantenere questo equilibrio tra domanda ed offerta. Ma in tempi di incertezza e di cambiamento come sono quelli che stiamo vivendo, dobbiamo anche esplorare delle nuove frontiere commerciali e produttive. Commerciali proprio per non essere ostaggio dei nostri mercati di riferimento, trovando nuovi mercati, e frontiere, ad esempio, la salute alcolico più basso rispetto a quelli che abbiamo prodotto fino ad adesso. Non arrivo all'estrema di dire dei vini dealcolati, ma è anche comunque un nuovo segmento di mercato, anche se questo non deve metterci in condizione nemmeno per un attimo di perdere la nostra eredità e la passione per la qualità. Ecco, e quindi questo per quanto riguarda il saper fare. Ma la cosa che io direi, e vado a chiudere, che dobbiamo soprattutto non imparare, perché è una cosa che abbiamo sempre fatto, ma consolidare questa convinzione del saper stare assieme, che a mio avviso è il segno distintivo della moderna cultura d'impresa. Se poi penso a come attrezzarci come viticoltori, come produttori, come trasformatori, come imbottigliatori, in una parola come sistema, di come attrezzarci alla sfida del futuro, e vado a chiudere non con l'intelligenza artificiale, ma con una vecchia reminiscenza liceale di un poeta che è vissuto 400 anni prima di Cristo, si chiamava Anchiloco di Paro, che scrisse: molte cose sa la volpe, ma una importante ne sa il riccio. Perché la volpe vive, agisce, ragiona e si muove su diversi livelli. Il riccio invece riporta tutto ad un sistema che conosce bene e che sente suo. Io sono sempre stato concettualmente dalla parte della volpe, ma poi ho letto di recente un saggio di un economista americano, John Collins, secondo il quale la filosofia del riccio è comunque una filosofia vincente, perché si concentra sul raggiungimento di un obiettivo con un altissimo livello di specializzazione. Io credo, e vado a chiudere, che in futuro la viticoltura veneta avrà sicuramente, come la viticoltura anche italiana, non solo veneta, avrà sicuramente bisogno della combinazione di questi due elementi, cioè la fantasia e l'agilità della volpe e la precisione e la coerenza del riccio. Vi ringrazio.